Buon pomeriggio, bentrovati, benvenuti al nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Oggi, come vi abbiamo anticipato attraverso i nostri notiziari, ci occuperemo di obesità soprattutto nel periodo scolare dei ragazzi, dei ragazzini che frequentano le scuole. Perché? Perché l'obesità, senza che nessuno di noi se ne accorgesse, se non notando appunto le forme tondeggianti anche di questi giovani ragazzini, avremmo pensato di arrivare a quello che gli Stati Uniti hanno visto 20-30 anni addietro, appunto con un cambiamento della popolazione per abitudini, per cattivi stili di vita, insomma tutto che si è traslato, diciamo, che ha coinvolto la vita dei giovani cittadini di domani. Allora di questo parleremo oggi, lo faremo approfondendo, lanciando un progetto pilota in Italia che parte dal Comune di Catania e da un ospedale di Catania che è il Policlinico Roderigo San Marco, proprio qui a Catania, con dei medici che si sono occupati e che si stanno occupando di questo progetto che si chiama Facciamo Prevenzione a scuola, appunto contro l'obesità. Ne parleremo con il dottor Alessandro Belvedere, che è qui con noi, al quale avevamo dato appuntamento, ce l'aveva anticipato, ora onor del vero, insomma, che avrebbero lanciato questo progetto dall'ultima sua ospitata a poco, e ne parleremo anche, e li vedo collegati, anzi vedo collegato per ora solo uno, l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Catania, Andrea Guzzardi, che saluto. Buon pomeriggio assessore. Buongiorno. Tra un po' collegheremo anche il professore Sandro Laviniera, che è endocrinologo al Policlinico di Catania, all'Università di Catania, quindi insomma ci faremo spiegare anche tecnicamente questo progetto in che cosa si sostanzia. Allora, dottore Belvedere, avevamo detto insomma che questo era un progetto già alla presentazione interessante, questo progetto pilota, perché appunto si occupa di benessere della popolazione, della giovane popolazione. È inutile come dire, girarci intorno, sono sempre più i bambini che vediamo nelle scuole che diciamo non sono in linea, in forma con quella che dovrebbe essere la corporatura media, diciamo, che la scienza insomma, ci spiega nei libri, nei manuali di medicina, no? Questo è il tema, quindi da lì è successo qualcosa per cambiare così radicalmente la popolazione. Sì, intanto grazie a Sicilia Focus 24 per la seconda ospitata. Questo è il secondo progetto di Facciamo Prevenzione che abbiamo anticipato ai tempi con l'assessore Brucchieri, che abbiamo fatto sul cambiamento corporeo nella fase di transizione, cioè nella fase in cui il bambino diventa adulto e quindi se non rientra in un determinato peso corporeo con un'attività fisica, sportiva, nutrizionistica importante, poi può avere problemi da adulti. I problemi che poi spiegherà meglio il professore Laviniera saranno ovviamente l'infertilità sia maschile che femminile, e l'obesità ovviamente porta a cardiopatie, quindi problemi cardiaci, e soprattutto il diabete di secondo tipo. Quindi noi andremo in alcuni licei e scuole superiori selezionati dal professore Laviniera e dall'assessore Guzzardi, e partirà questo progetto pilota che è il primo in Italia mai fatto in maniera fattiva, mandando poi, lo spiegherà il professore Laviniera, dei questionari dove dovranno rispondere i ragazzi del liceo in maniera anonima. Allora, questo progetto diciamo è già partito perché è stato, come dire, incasellato, messo in piedi, ha il supporto totale del Comune e della città metropolitana di Catania, che in questo caso si impegnano ad aiutare, come dire, a aprire le porte delle scuole, perché come sapete e poi diventa anche difficile, i tempi sono cambiati, insomma tutta una serie di questioni anche burocratiche rendono più complicato anche fare uno screening della popolazione scolastica, ed è pure lì che bisogna incidere. Assessore Guzzardi. Sì, intanto volevo ringraziare voi tutti, e nello specifico anche il dottore Belvedere, che ha proposto già con un primo evento in giro per i municipi, ha coinvolto il Comune di Catania in un'attività di prevenzione. Questo è un focus molto più importante, Faccio Prevenzione alle scuole, che sicuramente dà un qualcosa in più che purtroppo oggi spesso la sanità non può dare, viene dato in questo caso dal Policlinico, dal professore Calogero, dal professore Laviniera, dal dottore Belvedere, dare una mano ai ragazzi della nostra città per prevenire delle problematiche possibilmente future per i nostri giovani.
Allora, c'è anche un numero di telefono se volete contattarci per le vostre curiosità o per fare delle domande ai nostri ospiti. Il numero lo vedete in sovraimpressione, eccolo qua, 342 745 5005. Scrivete solo dei messaggi WhatsApp, non mandate ovviamente note audio perché non possiamo riprodurle. Allora, professore Lavigniera, lei è un endocrinologo, eccolo qua, si sta sistemando, vediamo se riesce un attimo a fermarsi, eccolo qua, in camice, quindi vuol dire che è al lavoro, lo abbiamo sottratto per qualche minuto dalla sua normale attività, che è appunto quella di professore ed endocrinologo del Policlinico Rodolico San Marco. Professore Lavigniera, quanto è importante insomma capire da parte della medicina cosa sta avvenendo nella popolazione così giovane della nostra città, ma in realtà anche del nostro paese, perché non c'è tanta differenziazione nello stile di vita tra sud e nord, a parte diciamo come dire, il clima che aiuta magari a trascorrere qualche ora in più all'aperto i giovani del sud rispetto a quelli del nord Italia. Sì, buonasera a tutti, mi scuso per la frammentarietà del mio intervento, intervengo in tempo reale, sto lavorando come vedete, quindi mi scuso a priori. Allora, mi complimento con il dottore Belvedere, con l'assessore Guzzardi per averci coinvolto in questo progetto così ambizioso, così importante. Di fatto si tratta di un progetto che indaga quelle che sono le caratteristiche della popolazione nella fascia auxologica. L'auxologia è quella sottobranca della endocrinologia che studia l'evoluzione. In questo caso studia la fascia di popolazione di età compresa tra 14 e 18 anni in piena evoluzione in termini di modifiche della composizione corporea ed è un po', se ci riflettete un attimo, quella fascia di popolazione che appartiene a tutti e non appartiene a nessuno, perché voi considerate che in Italia i genitori portano i bimbi dal pediatra fino a 6 anni, poi dai 6 ai 14 anni i genitori potrebbero decidere di fare valutare il bambino o al pediatra o al medico di medicina generale. Di fatto è una zona grigia, quella tra i 14 e i 18 anni, che non è ben identificato insomma, il filtro di carattere clinico che deve avere in termini di valutazione, a maggior ragione quella che è l'aspetto di prevenzione primaria. Dunque noi cosa faremo? Abbiamo creato un sistema di anamnesi attiva valutabile attraverso l'idea di un questionario elettronico che somministreremo alle varie scuole, attraverso cui mediante un sistema di punteggi andremo a individuare quella che è sostanzialmente una sorta di stratificazione di rischio cardiometabolico dei ragazzi. Faccio un esempio pratico. Se il ragazzo transita la sua pubertà nel contesto di una famiglia caratterizzata ad esempio da malattia diabetica piuttosto che da livelli alti di colesterolo, piuttosto che da cardiopatia ischemica giovanile, e però transita con determinate caratteristiche del tipo obesità, colesterolo alto, situazioni, insomma, è chiaro che rappresenta un elemento da andare a cogliere in prevenzione, cioè anticipiamo già di qualche anno con questo sistema, come già avviene nella stragrande maggioranza dei paesi europei, le possibili complicanze. È chiaro che negli ultimi anni quello che è emerso è il fatto che la salute cardiometabolica vada di pari passo con quella riproduttiva, perché abbiamo imparato a comprendere. Allora, professore, un attimo, andiamo con ordine perché sennò poi non riusciamo, come dire, a tramandare, a trasferire i giusti concetti anche ai nostri telespettatori, che poi si perdono in mille spiegazioni. Allora, partiamo da un dato, che è un dato diciamo che ci dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In 40 anni diciamo, i bambini diciamo, obesi sono diventati 120 milioni, quindi questo è un numero stratosferico, diciamo, perché ovviamente il bambino nella sua età non avrebbe il tempo, no, se conducesse un corretto stile di vita fisica e alimentare, a diventare obeso, perché i bambini comunque sono tendenti a muoversi spesso, a mangiare, ma anche a mangiare diciamo, con uno stile di vita sano,
sano, quindi tendenzialmente diciamo, non dovrebbero esserci pericoli. Il pericolo è la società, quindi questo stile di vita totalmente mutato rispetto agli anni passati. Addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che negli ultimi 5 anni sono aumentati esponenzialmente i bambini, quindi i ragazzi obesi che poi frequentano le scuole. E allora ci chiediamo, è solo, e lo chiedo diciamo, ai due medici che ho qui, è solo un problema di alimentazione, solo un problema di scarsa mobilità o c'è qualcos'altro? No, no, è proprio questo che cercavo di dire. Sì. Il problema è questo, se noi riconduciamo tutto al problema della sovralimentazione, sì, certamente la sovralimentazione slatentizza, cioè amplifica dei fenomeni, però il concetto di base è andare a cogliere modifiche di carattere endocrino metabolico già presenti in questa popolazione. Il fenomeno che popolazionisticamente riscontriamo maggiormente è quello dell'insulinoresistenza. Quindi ha ragione lei quando dice le abitudini, però le abitudini che incontrano una predisposizione metabolica del tipo appunto iperinsulinismo si traduce poi nel rischio di fatto che questi ragazzi poi già in epoca giovanile possano sviluppare. Quindi professore, la fermo un attimo, perché qui il tema è qui la validità, diciamo, l'importanza del progetto. Cioè fare, certo, come dire, informazione sul corretto stile alimentare, sul corretto stile di vita, diciamo, ne abbiamo visti tanti progetti girare anche per le scuole. certo. Il tema qui è un altro, cioè qui è capire chi è, come dire, dal punto di vista fisico e immunologico portato a diventare obeso. E questo lo potete capire con i vostri screening endocrinologici, giusto? Sì, esattamente. L'obiettivo, ha detto benissimo, di screening di questo tipo ne sono stati fatti tanti. Adesso però noi dobbiamo cercare di contestualizzare il rischio, cioè far emergere attraverso l'anamnesi attiva, questionario immediata, quella che è la stratificazione metabolica del rischio, cioè capire se il ragazzo in questione, che già è portatore di un rischio familiare pari a quello che sarà, a sua volta poi con le sue errate abitudini nutrizionali e di stile di vita amplifica un elemento che già però è nella familiarità e quindi nella predisposizione. Facciamo un esempio, professore, così lo capiscono anche i nostri telespettatori, perché allora, adesso chiunque di noi potrebbe essere, no? Allora, era quello che cercavo di fare capire prima. Se io appartengo ad una famiglia dove c'è una storia di cardiopatia ischemica giovanile, per intenderci l'infarto, e già a 14-15 anni cammino con il colesterolo alto, sto facendo l'esempio più banale, beh, è chiaro che in un mondo reale quello è un ragazzino che verosimilmente transita senza passare dal filtro di nessuno, perché così è nella realtà dei fatti. Arriverà poi da adulto ad accorgersi di soffrire il colesterolo e l'LDL elevato quando già avrà fatto l'evento vascolare o l'evento preclinico. Diversamente invece approcciarlo in questa fase significa fare ancora prevenzione primaria, cioè metterlo nelle condizioni di azzerare il suo rischio vascolare. Chiarissimo, quindi insomma è beccarli prima, no? Cioè il trucco è, diciamo, come dire, la svolta sarebbe beccarli proprio nell'età in cui qualcosa si può ancora fare. Stesso discorso dicasi per il problema della funzione testicolare. La funzione testicolare, che purtroppo è peggiorata tantissimo dalla condizione metabolica di obesità, di insulinoresistenza, si traduce nel fatto che il ragazzino transiti la pubertà con un ridotto volume testicolare. Intercettare il ragazzino con ridotto volume testicolare significa fare prevenzione di un problema di infertilità dopo qualche anno, che ha poi chiaramente delle ripercussioni socio-economiche sulla società molto più alte. La stessa cosa vale per la ragazzina. Quindi diciamo che il concetto è la salute cardiometabolica che si trasla sulla salute riproduttiva. Dobbiamo intenderli come un tutt'uno e allo stesso tempo la prevenzione primaria abbraccia tutti e tre questi aspetti.
Allora, professore Daniele, grazie. Insomma, coinvolgiamo anche gli altri ospiti e leggiamo anche un po' di messaggi che stanno arrivando. Ovviamente in tanti, come dire, puntano il dito diciamo, sulla scuola, sulla istituzione scuola, e qui anche l'assessore Guzzardi può intervenire, perché dice a scuola si sta a 5-6 ore seduti, diciamo, non si offrono anche attività ai ragazzi che magari permettano un po' più di movimento, e poi qualcuno ricorda anche che i cibi non fanno male, quelli che portano all'obesità sono quelli che generano dipendenza, cioè soprattutto quelli zuccherati, ci dice un altro nostro telespettatore. Altri dicono la colpa non è dei ragazzi, il problema è molto serio, cioè la colpa non è dei ragazzi ma delle famiglie. Ormai ci sono famiglie che non cucinano più i pasti e utilizzano sempre più cibi precotti, frittura e cibo spazzatura comprato nei supermercati. E questo è il tema, ma è solo una parte, no, di quanto diciamo, stiamo raccontando oggi, perché questo è, diciamo, quello che investe tutti, no, dottor Belvedere. Poi c'è la questione della, come dire, della predisposizione all'obesità, in questo caso, o ai problemi cardiovascolari. Assolutamente, comunque sul cibo spazzatura assolutamente vero, si cucina di meno anche perché facciamo tutto di fretta e spesso andiamo a mangiare sushi, mangiamo al McDonald's, tutte senza queste fare... cose. Beh, io riprendendomi anche al discorso che aveva detto il professore Laviniera, volevo fare una semplificazione. Mi riprendo al discorso sulla predisposizione. Possiamo essere di qualsiasi tipo di ceto sociale, fra più alto o più basso. Abbiamo un figlio che è sovrappeso, che sta andando in crescita. Cosa diciamo? Vabbè, in Sicilia si dice, vabbè, tanto poi a lungo è tutta altezza. Non è così, perché può essere tutta altezza, ma puoi avere un'insulina resistenza e quindi non è così. E anche se mangi aria ingrassi. E noi stiamo cercando di fare capire questo, soprattutto perché, riconducendo il discorso al problema del sistema sanitario nazionale, i ragazzi che rientreranno nei parametri, sempre tutto anonimo, lo spiegherà il professore, e col consenso dei genitori, avranno la possibilità di fare tutti gli accertamenti gratuitamente negli ambulatori del professore Laviniera e del professore Calogero. Questo è fare prevenzione e aiutare anche famiglie che non possono fare gli esami più banali, che può essere un esame del sangue o un'ecografia al proprio figlio, avranno la possibilità di farlo gratuitamente. E questo è, diciamo, la validità del progetto. Allora ci fermiamo un attimo, pubblicità, poi ritorniamo per chiudere il nostro approfondimento di oggi. Rientriamo in diretta con il nostro focus di oggi. Ci stiamo occupando di prevenzione, un progetto di prevenzione dell'obesità nelle scuole, dell'obesità, diciamo, tra i ragazzi delle scuole. Non è più infantile, ma qui parliamo proprio di pubertà, no? Dottore Belvedere con noi, l'ideatore di questo progetto, totalmente diciamo, a carico del volontariato, quindi gratuito per tutti i cittadini che parteciperanno, soprattutto i giovani cittadini delle scuole che parteciperanno allo screening, in collaborazione con il Comune di Catania. Noi oggi abbiamo l'assessore alla pubblica istruzione Andrea Guzzardi. Allora, assessore, riparto da lei perché sono state dette tante cose. Insomma, è chiaro che una salute diciamo, migliore dei nostri cittadini di domani aiuta poi anche a una città migliore domani, no? Cioè, quindi insomma mettere in atto tutte quelle che possono essere le iniziative, in questo caso per la prevenzione, è un favore che si fa a se stessi, diciamo, ma anche ai cittadini di domani, no? Ai catanesi in questo caso di domani. Ovviamente sono tantissime le attività che vengono fatte a scuola. Rispondo prima a un vostro ascoltatore che parlava di poche attività all'interno della scuola. Lo devo smentire perché i dirigenti e tutto il personale scolastico svolgono ogni giorno tantissime attività anche all'aria aperta per i giovani della nostra comunità catanese. Questi eventi di prevenzione dal punto di vista della salute, quindi in questo caso specifico per la prevenzione dell'obesità come anche dell'infertilità, sono sicuramente degli ottimi eventi che devono servire per prevenire appunto diciamo, quelle sono le problematiche sanitarie del domani. Quindi perché no? Fare prevenzione può essere solo una cosa utile per la nostra comunità cittadina e non solo, soprattutto sanitaria regionale.
Cioè voi siete sempre, anche come amministrazione, no? Sempre disponibili ad intercettare, no? Ad accogliere questi progetti che riguardano appunto i cittadini, no? Anche in questo caso della prevenzione, ma insomma progetti che si aprono poi alla città in maniera, diciamo, totalmente gratuita, perché poi in questo caso la sanità è una di quelle branche, di quei capitoli diciamo che molto spesso risulta inavvicinabile proprio per i costi che ha anche fare tutti questi controlli. Quindi in questo caso diciamo, i cittadini non pagherebbero nulla e sarebbero solo avvantaggiati da questo tipo e questa tipologia di progetti. Ricordiamo che poco tempo fa proprio il dottore Belvedere ha girato i municipi proprio facendo delle ecografie per fare prevenzione al tumore della mammella. Sì, diciamo che comunque bisogna dire ogni giorno grazie da cittadino, ma anche oggi da amministratore, bisogna dire grazie a tutte le associazioni e le attività di volontariato che vengono svolte in città. Sono diciamo, il motore trainante della nostra città, lo sono stati negli anni precedenti, che sono stati anni difficili, ma lo sono tutt'oggi, e quindi per noi amministrazione possiamo solo che essere favorevoli a queste iniziative e possiamo essere solo camminare spalla a spalla per portare la città in una situazione migliore, e ce la stiamo mettendo tutta. Quindi non smetteremo mai di ringraziare chi offre la propria attività, il proprio sapere alla nostra città, soprattutto in modo gratuito. Professore Vignana, chiudo con lei perché abbiamo toccato due tasti dolenti, no? C'è l'obesità, ovviamente, le cardiopatie che si sviluppano appunto con alimentazione e stili di vita sbagliati, e in questo caso possono incorrere anche nei giovanissimi, ma abbiamo anche parlato del problema dell'infertilità. Uno magari a quest'età, all'età scolare, non ci pensa, no? al problema di non poter fare figli domani. Il fatto è, ed è sotto gli occhi di tutti, soprattutto sotto gli occhi diciamo, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è che ovviamente le popolazioni del mondo, diciamo così, più industrializzato, hanno sempre maggiori difficoltà a procreare. Una delle cause è proprio diciamo, l'obesità, l'alimentazione e tutto quello che è legato a questo mondo di cui lei si occupa. Perdonatemi, ma la diretta impone delle esigenze. Non si preoccupi, risponde che abbiamo poco tempo. Imprevedibili. No, allora, quindi mi scuso nuovamente. Allora, il discorso è questo. Innanzitutto, prima di rispondere alla sua domanda in 30 secondi, volevo aggiungere a quello che ha detto l'assessore Guzzardi, che ringrazio ulteriormente. Il progetto avrà una fase della quale somministreremo i questionari, dopodiché, una volta ricavati i punteggi, poi faremo 2 open day in policlinico, come ha anticipato il dottore Belvedere, presso la nostra unità operativa di malattie. Partirà già dal prossimo anno scolastico, no? Cioè, è già messo in piedi. Sì, assolutamente, stiamo correndo con i tempi, assolutamente, stiamo standardizzando il questionario, infatti l'ho già sottoposto al vaglio dei politici per verificare che per loro vada bene dal punto di vista organizzativo. Detto ciò, veniamo all'infertilità. Sì, non c'è dubbio, però bisogna dire che la condizione dismetabolica di obesità favorisce una complicanza che prende il nome di ipogonadismo, cioè riduzione dei livelli del testosterone nei maschi in epoca fertile, che rappresenta l'elemento precipitante per quanto riguarda la qualità poi degli spermatozoi. Quindi sì, è vero, il connubio è molto forte, però a maggior ragione ribadisco il principio della prevenzione primaria, proprio perché quella che noi definiamo oggi tecnicamente infertilità su base metabolica è un altro di quegli aspetti che merita assolutamente un approccio in prevenzione primaria, proprio per il principio della reversibilità. Allora, siamo in conclusione, concludo con il dottore Belvedere. Ecco, leggo anche dai nostri messaggi che probabilmente diciamo, non si è percepito che, o si è poco percepito che il problema dell'obesità di cui stiamo parlando adesso non è legato solo allo stile di vita e quindi magari alle strutture, diciamo, si parla molto di scuole carenti, di strutture, palestre eccetera, ma è legato appunto alla questione, qui il progetto, la validità del progetto, al fatto di intercettare
intercettare quelli che sono diciamo, i soggetti più a rischio. Quindi qui non è più una questione, diciamo, di struttura, basta fare molto o poco sport, perché anche chi fa poco sport, se non è tendenzialmente un soggetto a rischio, può ingrassare se mangia male, se mangia tanto, ma non è diciamo, ad alto rischio di cardiopatie o di problemi di fertilità o di diabete di secondo grado, come abbiamo detto. Qui la questione è intercettare quelli che sono i soggetti deboli, che sono tanti e che non si conoscono. E possono essere anche non sovrappeso comunque, perché capita che c'è la familiarità, è capitato anche ultimamente, ragazzina giovane che ha il diabete improvvisamente, un diabete di secondo tipo, perché tutti i genitori erano diabetici, la sorella era pure diabetica, non lo sapeva e sono stati intercettati. Quindi andiamo a intercettare anche, soprattutto prenderli in tempo, anche persone adulte che diventeranno adulti che non sono comunque in sovrappeso, ma che hanno dei fattori di rischio che magari non conoscono. Quindi questo è il tema, la prevenzione, come sapete, come abbiamo detto tante volte anche in altri ambiti della medicina e della salute, certo, è fondamentale per scoprire quello che non si conosce. Allora, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione di oggi, ringrazio il dottore Belvedere, medico al Policlinico di Catania, ringrazio anche il professore Laviniera, endocrinologo all'Università di Catania e al Policlinico di Catania, ringrazio anche l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Catania, Andrea Guzzardi. Il nostro focus di oggi finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento ovviamente è domani, sempre con un altro nostro approfondimento, sempre qui su Telecollo. Buon proseguimento di giornata a tutti.